Beh, Presidente, direi che dando un occhio alla palestra dentro e con quello che diceva De Mari, insomma, direi che ci sono tutti i presupposti per fare bene qui a Susegana, no? Ma sicuramente sì, diciamo che questa è una grandissima opportunità, diciamo, per noi e un po' per tutto il movimento, nel senso che finalmente siamo riusciti a mettere assieme quello che erano le nostre idee di sviluppo, di crescita, con un grande partner sicuramente, voglio dire, e di conseguenza questo ci porterà ad avere grandi soddisfazioni. Avete risentito di quello che si diceva, cioè del lockdown, di questa pandemia che ha bloccato molte società e molti altri sport hanno sofferto e stanno soffrendo tuttora? Sicuramente sì, diciamo che fortunatamente siamo riusciti come società a organizzarci fin dall'inizio in modo tale da garantire la massima sicurezza. Questo insomma anche nel periodo peggiori siamo riusciti sempre a fare la nostra attività. Questo penso ci stia un po' premiando perché vuol dire che siamo partiti da uno zoccolo duro importante che quindi da là possiamo solamente crescere e fare bene, quindi direi abbiamo tutti i presupposti per riuscire bene in questa impresa. Conoscendoti, hai qualche numero da darmi già, quante presenze, qualcosa, oppure dovete ancora mettere su carta? Ma ne abbiamo tante, oggi partiamo con una cinquantina di ragazzine, ma insomma ne abbiamo tante in lista, insomma è una situazione in fase di evoluzione. Diciamo che partiamo da numeri veramente molto importanti e quindi adesso dovremo essere bravi a gestirli bene. Un'oasi felice anche su Susegana, qui si sta lavorando in questo impianto sportivo, l'arcobaleno che è l'altra palestra insomma si sta concludendo, direi bene. Piani sportivi fortunatamente, come abbiamo avuto modo di detto, insomma, ci sono, grazie alle due amministrazioni comunali. Susegana ci sta offrendo tanto spazio, tanta disponibilità, anche Santa Lucia partiremo adesso e quindi insomma questa è la nostra casa, quindi grazie a questo possiamo anche costruire bene il nostro futuro. Buon lavoro Presidente. Grazie a voi.